Grande successo a Castel di Lucio per la festa di primavera, un evento che ha unito cultura, gastronomia, natura e intrattenimento. L'appuntamento, patrocinato dal Comune, dall'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e dalla presidenza della regione siciliana, si è svolto domenica 15 giugno ed è stata un'occasione unica per scoprire le eccellenze di questo caratteristico borgo messinese situato nel cuore dei Nebrodi. Oggi per Castel di Lucio è una giornata di festa, di unione, oggi è la festa di primavera 2025. Sì, come hai ben detto, oggi celebriamo la festa della primavera, un evento che da tanti anni viene sponsorizzato a Castel di Lucio e questa festa mette in evidenza tante cose, mette in evidenza le nostre tradizioni, la nostra identità, il calore dei castelluccesi e i prodotti tipici di Castel di Lucio. È un evento che portiamo avanti soprattutto per non far perdere le tradizioni e per dire ai nostri giovani che sempre dobbiamo guardare alle nostre radici, alla nostra identità e al nostro passato. Speriamo tutti, perché ognuno deve fare la sua parte, che i nostri giovani potranno continuare queste belle tradizioni che abbiamo a Castel di Lucio e penso in tanti altri territori. Proprio ci troviamo qua in un punto dove ogni anno anche facciamo la sagra del Cascavallo, almeno da 40 anni che facciamo questa sagra e quindi portiamo sempre avanti questo tipo di manifestazione proprio per valorizzare i nostri prodotti tipici della nostra terra e della nostra comunità, il caciocavallo. Quindi Castel di Lucio è famoso e viene conosciuto a livello nazionale, poi posso anche andare oltre, proprio per il nostro prodotto tipico, che nasce proprio dalla nostra terra e dai sapori dei nostri pascoli. Quindi faremo di tutto affinché questo non si perda e che possa essere portato avanti. Aggiungo di più, è una festa, io chiamo la festa della primavera, anche la primavera è un momento di rinascita. E questo evento ci aiuta ad unire la nostra comunità che il suo pregio è l'accoglienza, quindi spero che tanti turisti vengano come sono venuti ogni anno e chi viene per la prima volta gli dico ritornate, chi viene e chi è venuto tante altre volte gli dico rispettate il nostro territorio e portate avanti il nostro nome di Castel di Lucio. Tra poco entreremo nella cucina comunale per vedere in anteprima cosa si sta preparando per questa giornata e poi ci sposteremo al labirinto d'Arianna, uno dei simboli di Fiumara d'Arte, uno dei simboli di questo territorio. Sì, hai detto bene, ora ci spostiamo nella cucina fiore all'occhiello della nostra comunità, una cucina ancora che lavora e cucina prodotti tipici della nostra tradizione. E dietro ogni piatto c'è proprio il calore e il sapore di ogni famiglia di Castel di Lucio e loro egregiamente, i nostri collaboratori del comune, con passione e dedizione portano avanti tutte le nostre tradizioni e a loro va un grazie di cuore. Sì, ci sposteremo nel labirinto d'Arianna, fiore all'occhiello della nostra comunità. Stiamo valorizzando quest'area. Quindi c'è un progetto in essere dove verrà attrezzata e sarà molto accogliente per i nostri turisti. E mettiamo un po' di sarde, di acciughe con olio. E in una festa di primavera che si rispetti, una giornata fatta per stare proprio in compagnia, cosa può unire più del cibo? È vero, il cibo unisce sempre, a maggior ragione in queste occasioni. Esatto, buon cibo, cucinato da noi mamme, diciamo. Noi siamo lavoratori della cucina comunale e oggi prepariamo della pasta con il ragù fresco cucinato stamattina, poi delle tabische, che sono dei panini senza tanta mollica, condite con sarde, con pomodoro,
poi con ricotta e anche con la salsiccia preparata al bosco. E poi per finire un bel bicchierino di macedonia fresca, proprio appunto in una giornata calda come oggi, per rinfrescarci. Ecco, lo ripetiamo, siamo all'interno delle cucine comunali dove tutti i giorni c'è fermento, perché qui si cucina anche per i bambini, quindi c'è la mensa scolastica, e per gli anziani. E voi siete proprio le regine di questa cucina? Sì, noi cuciniamo per i bambini, quasi 100 bambini di scuola elementare, medie e delle scuole materne. Poi abbiamo 24 anziani, ogni giorno prepariamo i pasti caldi e li mandiamo a questi anziani che hanno bisogno, che sono soli e non hanno nessuno che gli prepari il pranzo. Ecco, possiamo dire che grazie al vostro lavoro non solo si continua un po' la tradizione dei piatti tipici, ma soprattutto si mangia genuino. Sì. Almeno tutti dicono che il mangiare che facciamo noi è buono, poi ognuno, noi cuciniamo, ce la mettiamo tutta. D'altronde la cucina è amore. La cucina è amore, sì. Per questa giornata, ecco, si parla di fatica anche per questa giornata particolarmente impegnativa, però bella, perché vedo c'è tanto aiuto, quindi tante mani che hanno lavorato. Vi siete un po' divisi i compiti, cosa avete fatto? Tutto, abbiamo preparato le tabische, la macedonia, stiamo preparando un po' di tutto, però ci vuole aiuto perché da soli non ce la facciamo. Quindi parola d'ordine e collaborazione. Certo, collaborare tutte, dobbiamo lavorare tutte. Ci sono queste feste, infatti c'è la collaborazione di tutti. Questa è una giornata che si organizza tutti gli anni per stare insieme e vivere un po' anche la natura, il bosco, il territorio. Ogni anno si festeggia questa festa della primavera per stare uniti, per stare assieme e per condividere assieme questa bella giornata. E il menù è sempre lo stesso? Il menù sì, quasi sì, però cambia qualcosa. L'anno scorso c'erano i cannoli con la ricotta, quest'anno c'è la macedonia, qualcosa varia. Però mi pare di capire che non possa mancare la tabisca. La tabisca non manca mai. Allora, sono curiosa di vederla da vicino e spieghiamo in questo modo bene di che cosa si tratta. Vedo che è un panino però dalla forma schiacciata. Un panino che è privo di mollica, qua noi la chiamiamo la tabisca, è priva di mollica e si riempie con la sarda, l'acciuga, il pomodoro e la ricotta, di 3 tipi diversi. È fatto con la semola? Rigorosamente con la semola di grano duro e l'impasto del pane. E quindi questo gli dà una certa dolcezza anche, un panino abbastanza... No, è un panino proprio, si sente il sapore del grano. Ma chi mi racconta com'è nato questo pane? Perché c'è una storia curiosa, particolare. Allora, un tempo lo facevano tutte le famiglie, il pane fatto in casa, anche perché il pane era l'elemento basilare del mangiare quotidiano, diciamo. Si riempiva la pancia con il pane una volta. Allora facevano il pane e per vedere se il forno era pronto per infornare il pane, prendevano un po' di pasta di pane, lo schiacciavano e lo mettevano nel forno con il fuoco vicino, cioè la vampata, la fiamma, noi la chiamiamo la vampata, quindi la fiamma da un lato, e mettevano la tabisca dall'altro lato. Appena la tabisca si gonfiava e si cuoceva bene, voleva dire che il forno era pronto per infornare il pane. E qui vediamo tantissime tabische già pronte, quindi come abbiamo scelto di condirle? Qui vedo delle acciughe che è proprio il condimento tipico. Con le acciughe, queste li stiamo condendo, magari vi facciamo vedere come li condiamo. Allora apriamo la tabisca e mettiamo un po' di sarde, di acciughe con olio. Allora. Questo è uno dei più semplici, ma sicuramente uno dei più rappresentativi. Benissimo, certo. Vediamo la tabisca e chi la vuole assaggiare è pronta. E questo è il primo gusto. Poi vedo quello al pomodoro, forse anche gettonato magari tra i bambini. Anche per i grandi. Questo è il pomodoro semplicemente condito. E condito. Olio, origano, sale, basilico, e qua c'è un'altra tabisca pronta per essere mangiata. So che nel bosco vedremo altre versioni altrettanto gustose. Salsiccia arrostita che si fa al momento, bella calda, e poi con la ricotta di mucca o di pecora o di mucca,
condita e messa con un po' di sale e messa nella tabisca, all'interno della tabisca. Bene, non vediamo l'ora di assaggiare le tabische. Ci sarà anche un primo, parlavamo di un sugo, come è stato fatto? Allora, con ragù di carne, vitello e un po' di maiale. Con una giornata così tanto bella di sole serve anche qualcosa che rinfreschi la bocca, è vero? E qui ci state pensando voi con una buona macedonia. Infatti è la novità di quest'anno, come ha detto la collega, quest'anno c'è la macedonia e quindi ci siamo attrezzate con queste macchinette che tagliano la frutta in maniera regolare. E Avete fatto proprio un lavoro certosino. Certosino, il melone giallo, l'anguria, la banana, la mela, la pera e la pesca. Ora verrà condita con zucchero. Basta, mi sembra, il limone per non farlo ossidare. Quindi la frutta di stagione per concludere questo pranzo che sarà sicuramente speciale e noi ovviamente vi portiamo con noi per vivere insieme questa esperienza. La nostra cucina è un fiore all'occhiello, lo dico con forza e con gioia. Non si occupa solo delle manifestazioni culturali, che egregiamente ogni anno se ne fanno 3-4 a Castel di Lucio e proprio come dicevo poco fa per portare avanti le nostre tradizioni, ma lavora tutto l'anno, quindi facciamo i pasti per la scuola, ma soprattutto rafforzo questo soprattutto la cucina per gli anziani meno ambienti, per coloro che sono soli, per coloro che hanno bisogno di calore. Quindi la nostra, oltre a un aspetto solidale e sociale, gli diamo da mangiare e gli facciamo anche un po' di compagnia per farli sentire più vivi, perché sono il nostro passato e dobbiamo partire da loro, perché bisogna partire sempre dalle radici. Sono quelli che hanno portato avanti il nostro nome a Castel di Lucio e ora è dovere nostro dargli questo sostegno che meritano e noi siamo qua e facciamo di tutto affinché li possiamo accompagnare nella loro serenità. E abbiamo lasciato il centro del borgo di Castel di Lucio, abbiamo visto la cucina comunale e adesso, Assessore, ci troviamo in un'area attrezzata? Ci troviamo nell'area attrezzata di Contrada Portelle, che è proprio a ridosso del labirinto d'Arianna, quindi la collina del Santissimo Salvatore. Un luogo unico perché la natura è la vera protagonista e oggi si intreccia con il gusto, quindi sapori, odori, gusto, buon cibo, tradizione, cultura, natura, benessere, perché stamattina si è fatta l'escursione con la sezione CAI Cefalù e infatti sono arrivati adesso proprio i coraggiosi che hanno sfidato il caldo per un percorso di circa 10 km e quindi è tutto pronto, il gruppo musicale già sta accordando gli strumenti e siamo pronti per partire per questa giornata di divertimento e soprattutto di condivisione. Avremo la possibilità, come abbiamo visto già nella cucina comunale, di gustare alcune specialità di Castel di Lucio. Stamattina Castel di Lucio si è svegliato con degli odori particolari, gli odori tipici, l'odore del pane, della tabisca appena sfornata che verrà condita in vario modo con i pomodori, con le acciughe, con la ricotta fresca e con la salsiccia, poi la pasta con il sugo, quindi un piatto tradizionale che rappresenta sicuramente un prodotto particolare, tipico e apprezzato da tutti. E alla fine, visto che è una giornata calda, una giornata potremmo dire quasi estiva, ormai siamo alla fine della primavera, gusteremo pure la macedonia con la frutta di stagione. In ultimo a scacciuglia, quindi la frutta secca, quindi faremo il giro con la frutta secca. Questo è un evento che si svolge ogni anno qui a Castel di Lucio. Sì, questo è un evento che è nato più di 30 anni fa, è un evento più anziano di me. Io ricordo sempre, nel corso degli anni ha subito chiaramente delle modifiche, delle variazioni, ogni amministrazione ha arricchito. Lo spirito è sempre lo stesso, la località un po' è cambiata, però la protagonista indiscussa in assoluto è sempre la tabisca che si intreccia con la natura. Questo è un momento importante, un bigliettino da visita per il nostro turismo, quindi per far conoscere la bellezza della nostra
nostra comunità. Chiaramente il fatto che questa manifestazione si svolge nei pressi del labirinto d'Arianna è un punto di attrazione unico, il labirinto che è costantemente visitato, e quindi molti sicuramente sono venuti perché già si erano organizzati, altri ho saputo che erano arrivati al labirinto, hanno visto che c'era questa attività in corso e si stanno fermando. E oggi qui ad allietare questa giornata, la festa di primavera di Castel di Lucio, ha anche un gruppo speciale. Intanto il tuo nome e quello del gruppo. Sono Marco, siamo della Blue Star Street Band. Da dove arrivate? Veniamo dal circondario di Campofelice, Termini, Cefalù, quelle zone lì. Che musica porterete oggi per questa giornata? Il nostro repertorio è molto vario, suoniamo reggaeton, suoniamo pop, suoniamo rock, ci divertiamo. Vediamo vari strumenti e poi anche le percussioni. Sì, abbiamo clarinetto, trombe, percussioni, trombone, sax, abbiamo una bella varietà di strumenti. Ma quando nasce il vostro gruppo? Nasce nell'agosto 2024, quindi un anno fa, siamo giovani. Allora, tra poco allieterete questa giornata. Sì, siamo molto contenti di essere qui, speriamo di divertirci e fare divertire anche voi. Diamo il via anche alla stagione degli eventi estivi, perché tra poco a Castel di Lucio si potranno vivere delle giornate speciali, a iniziare anche dalla giornata dedicata al prodotto principe, all'oro bianco. Certamente, sicuramente nel mese d'agosto, il 17, poi la Sacra Cascavaglio rappresenta il culmine, la festa centrale laica, chiaramente insieme alla festa patronale religiosa. Cerchiamo ogni anno di collocare gli eventi nel corso di tutto l'anno, quindi ci sono manifestazioni che si svolgono da gennaio e dicembre, chiaramente con un occhio d'attenzione nel mese estivo, che è il mese dove tutti siamo in ferie e vengono tanti emigrati, quindi sicuramente quello è il periodo principale per stare insieme, per divertirsi. Altro fiore all'occhiello per Castel di Lucio è la festa degli antichi sapori, che si svolge pure ad agosto, e anche lì si gustano piatti tipici insieme alla tradizione e all'artigianato. Allora non resta altro che gustare i prodotti principi di Castel di Lucio e vivere questa giornata in un'atmosfera particolare qui in questa bellissima cornice, dove vediamo che c'è anche il barbecue acceso, quindi tra poco vedremo la salsiccia alla brace. Sì, è un elemento sicuramente importante, che quasi tutti i prodotti sono prodotti locali e prodotti tipici, dalla carne alla ricotta al pane, quindi tutto genuino e tutto a chilometro zero. E qui arriva un profumo difficile da descrivere. Lei si è messa nel punto proprio più che arriva, idoneo. entra, già mangia col profumo. È il posto giusto per chi ha appetito. Esatto, perfetto, sì. No, questa è una bella giornata, voi siete sempre presenti ed è bello quando si valorizza e valorizzate la Sicilia, perché naturalmente ci sono tutti i posti che voi andate a inquadrare ed è giusto che ogni posto ha il suo
profumo. E qui oggi a Castel di Lucio scopriamo i profumi del territorio. Questo è un prodotto locale? Questo è un prodotto locale, proprio locale. Cioè, salsiccia fresca condita come? condita sale, pepe e carne di maiale. Quindi è solo la qualità a fare la differenza, non serve altro? Il modo, chi la fa, perché naturalmente c'è un lavoro fatto in maniera fatta prima, macinata, poi lavorata, farla asciugare un pochino e poi il gusto. E poi anche cotta bene, perché vedo che proprio siete organizzati alla grande. Mi hanno dato la qualifica e quindi sono ancora in formazione. L'attestato ancora non ce l'ho, però visto che si impegna. Mi diletto. Siamo in compagnia di Antonino Regina. Sappiamo che lei è un maestro fabbro. Diciamo che per uso casa è comodo. Non sono. Il mio mestiere lo conosco. Ho cominciato da bambino fino ad arrivare ora a questa età a lavorare il ferro e a modellarlo e così. L'arte del ferro mi ha sempre affascinato e che affascina un po' tutti. Lì vediamo un braciere, come lo possiamo chiamare? È un barbecue, una rosticciera, se lo diciamo noi. Realizzato tutto in ferro? Tutto in ferro, tutto in ferro. L'ha fatto lei? Io e il mio collega. Il collega Massimo. È molto grande, quindi adatto per questa giornata di festa? Ma certamente, perché in base agli affluenti, a quelli che debbono mangiare, ci devo anche, diciamo, la misura. Quanto tempo ci vuole per realizzarne uno? Per fare un lavoro del genere ci vorrà almeno 3-4 giorni di lavoro ci sono. Se devo fare un lavoro fatto bene. Questo è un pezzo unico, possiamo dire? Quasi. Ogni pezzo è fatto artigianato, quindi non sono mai uguali? No, mai fare una cosa uguale all'altra, mai. È così. Che poi ne facciamo tante misure, tanti modelli, in base personalizzate. E un ottimo ragù. Le colleghe della cucina comunale sono effettivamente il fiore all'occhiello del comune, questo lasciatemelo dire perché meritano in tutte le occasioni e in tutte le manifestazioni. Lei adesso si è giunta per dare una mano? Per dare una mano, perché tutti i colleghi siamo incaricati, giustamente, chiedono la disponibilità e noi come dipendenti cerchiamo di collaborare con i colleghi della cucina comunale. Ecco, sta arrivando proprio in questo momento la pasta. Stamattina ci siamo conosciute proprio nella cucina comunale, abbiamo lasciato quelle comodità per improvvisare qui, ma vedo che c'è tanta organizzazione, quindi si riesce comunque a portare a termine l'obiettivo. Siamo in tanti, ognuno collabora per quello che può e come può, comunque siamo ben organizzati, ormai è da molti anni che ci cimentiamo in questo tipo di organizzazione, di feste che coinvolgono la collettività ma anche tutte le persone che vogliono venire a visitare questo borgo, perché in questa giornata speciale c'è la possibilità di gustare prodotti tipici della nostra cucina, quindi c'è un miscuglio di odori, di sapori e poi si ha la possibilità di vivere all'aria aperta e poi ciliegina sulla torta. Questo non può non dirsi, abbiamo alle spalle una delle opere più rappresentative della Fiumara d'Arte che è il Labirinto di Arianna. Infatti dei visitatori casuali, accorgendosi poi della festa, hanno deciso di unirsi a noi, quindi anche questo è bello. Sì, è bello perché c'è un incontro di culture, l'incontro dei luoghi, di sapori, di arte, cultura e natura. E qui la pasta viene cotta sul momento e poi condita nella maida. Ecco, la cosa bella è che non è una pasta preparata e poi portata sul luogo, viene preparata, cucinata proprio qua nel bosco con l'utilizzo giustamente di pentolame, di attrezzi che servono a questo scopo e quindi, come si dice, cotto e mangiato. Niente di meglio per chi vuole presenziare appunto a questa festa. Caldo, quindi il cibo è caldo, ben cotto, però il bello anche caratteristico è che viene servito direttamente attraverso l'utilizzo di quello che una volta oggi si chiama maida e veniva utilizzata ai tempi anche per fare il pane.
pane, quindi per lavorare la farina, ed è un tempo utilizzata per impastare il pane, oggi utile anche per condire. Anche per condire un primo piatto, grande quantità, e quindi che penso che faccia parte anche della scenografia, arricchisce un bel po'. È proprio così, dà un tocco di sicilianità. Un tocco di sicilianità e poi identifica il nostro borgo, perché il nostro è un borgo contadino, di origine diciamo antica. I nostri avi, i nostri padri hanno praticamente vissuto sempre in simbiosi con la natura, con gli animali. Oggi si sposa però tutto questo con una nuova forma di turismo, io direi culturale, un turismo che si affaccia al moderno, visto anche le opere d'arte che abbiamo qua della Fiumara d'Arte, e c'è un miscuglio di antico e nuovo, perché nel nostro piccolo borgo si possono visitare antiche chiese, lavori anche in pietra, perché ci sono diversi portali in pietra. Diciamo che una tra le opere custodite nella nostra chiesa e nella chiesa madre è la cappella del Santissimo Sacramento di Scuola Gagginiana, quindi che risale al 1500, quindi c'è antico, nuovo, quindi possiamo dire che è uno scrigno di valori. Allora questa festa, questa giornata, questo momento di incontro vuole essere anche l'occasione per lanciare l'invito a venire a visitare in qualsiasi periodo dell'anno Castel di Lucio. Sì, sicuramente, è un paesino di montagna e quindi siamo a 750 metri sul livello del mare, ma a 20 km dalla costa, quindi penso che sia una posizione geografica ottimale per gustare mari e monti e per essere visitato questo piccolo borgo anche in tutti i periodi dell'anno, anche quando fa fresco oppure nel periodo invernale ha il suo fascino, perché spesso e volentieri le nostre montagne si colorano di bianco con la neve. E qui all'ombra state gustando queste specialità? Sì. Accompagnati da un buon bicchiere di vino? Sì. Se non c'è il vino, che festa è? Cosa avete mangiato per noi? Prima di tutto la pasta buonissima, un ragù speciale, veramente complimenti. Poi le tabische con pomodoro, sarda o ricotta. Come sta andando questa giornata? C'è caldo, però qui sotto l'ambro, all'ombra si sta benissimo. È comodo magari, di tutto. Una bella giornata qui. Una bella giornata. No, io stamattina adesso io vieno. Ora hai mangiato qua. E adesso è arrivata la tabisca con la salsiccia. Con la salsiccia, sì. Buonissima. Ora ci gusteremo questa. Buon appetito e buona continuazione. Grazie. L'abbiamo vista condire in tanti modi la tabisca, ma adesso è arrivata anche la salsiccia. Sì, sì, è buonissima, è fatta qua dai macellai locali. E poi arrostita sul momento, quindi calda. Un finocchietto ed è molto calda, è buonissima, da assaggiare. C'è una tabisca preferita rispetto ad altri dai visitatori? No, piacciono tutte, certo con la salsiccia un pochino più golosa. Lei da dove viene? Da Milano. Oggi qui a Castel di Lucio. Quindi oggi diciamo si trova nel suo posto del cuore. Sì, sì, è la seconda volta che mi trovo qua, bellissimo. Cosa ha gustato? Tutto, pasta, tabische, uno di tutto. È in buona compagnia anche oggi? Sì, con lei? Una bellissima compagnia, famiglia Oresti, qua c'è una tavola piena di gente. L'invito è quello di venire in questi piccoli borghi a scoprirli, a viverli. Sì, sì, è proprio bello di vedere, di stare in compagnia, bellissimo veramente.
Possiamo già tirare le somme di questa giornata, di questa festa? Assolutamente sì, siamo soddisfatti per l'ottima riuscita, insomma, della parte organizzativa, che è quello che un po' dipende da noi, però siamo anche soddisfatti della risposta del pubblico. Vediamo turisti, vediamo residenti di ogni fascia d'età, dai bambini anche alle persone di una certa età, perché grazie a questa festa fatta in questa location, in questo piccolo boschetto, si può respirare sia la tradizione culinaria che la sana aria di montagna. Una location particolare anche perché è facilmente raggiungibile dal paese con le autovetture. Assolutamente sì, anche si può raggiungere direttamente dal paese o anche prima di arrivare in paese c'è la strada che porta qui. Ricordiamo sempre che siamo ai piedi del labirinto d'Arianna, che è il fiore all'occhiello della Fiumara d'Arte, uno dei fiori d'occhiello della Fiumara d'Arte, quindi c'è un po' di tutto, si trova un po' di tutto qui. Abbiamo gustato la pasta, abbiamo gustato il panino con la tabisca in varie specialità, in varie tipologie, e poi la macedonia finale. Sì, non dimentichiamoci la salsiccia fatta dai nostri macellai del luogo, sì. Anche la macedonia, quest'anno la macedonia un po' sostituisce il dolce dell'anno scorso che erano i cannolicchi siciliani. L'invito è quello di venire a Castel di Lucio tutto l'anno. Sempre, sempre, perché si passa da periodi apparentemente statici dove si può gustare la tranquillità del borgo medievale con le stradine, le viuzze, si può fare il percorso, alle attività più vivaci dell'estate, molto piene, affollate di attività da culturali a spettacoli vari, e quindi invito anche perché si può fare anche un percorso naturalistico piuttosto che le visite alle aziende agricole, di tutto si può offrire a Castel di Lucio. In ogni piatto di questo c'è proprio la storia di Castel di Lucio, c'è il sapore proprio dei nostri prodotti genuini. E ora inizia la seconda fase della festa, proprio della festa della primavera. Dopo mangiato e bevuto, ora c'è la fase di rilassamento. Come vedete c'è un bel gruppo che farà animazione e tutti noi parteciperemo a questa animazione. Ho avuto modo di interfacciarmi con diverse persone, non del luogo e anche del nord. Ce ne delle coppie di Nove Ligure che sono rimasti entusiasti della nostra accoglienza, della rilassatezza che vedevano nella nostra comunità, della gioia, e questo per un sindaco che è semplicemente un motivo di orgoglio e di piacere, e hanno promesso che ritorneranno nel mese di agosto, perché trovare questa accoglienza è qualcosa di soprannaturale per loro e fa piacere questo sentirlo dire. Intanto vediamo se si continua ancora a preparare la salsiccia sulla brace, salsiccia locale, lo diciamo. Naturalmente è una salsiccia proprio dei nostri prodotti, dei nostri animali allevati dalla nostra terra, quindi è il nostro punto di forza. Quindi ancora noi in questo territorio mangiamo i nostri prodotti coltivati dai nostri allevatori, dai nostri agricoltori, e questo è quello che ci distingue nel territorio. Continuiamo ad arrostire la salsiccia perché dopo un po' di rilassamento c'è la seconda fase, poi c'è la fase della merenda, e continueremo qua fino a quando la gente non si stancherà, quindi a disposizione sempre per tutti. Castel di Lucio è prodotti di qualità ma anche artigianato, e sappiamo che è stato realizzato questo barbecue così qui da un artigiano locale. Sì, è stata una nostra volontà di questa amministrazione, non solo che serve perché stiamo vedendo che serve per arrostire la salsiccia, ma anche far conoscere i prodotti artigianali di Castel di Lucio è anche motivo di questa festa, perché sia la cultura sia l'artigianato devono camminare di pari passo.
Assessore, possiamo tirare un bilancio di questa giornata? Allora, il bilancio non lo devo tirare io chiaramente, ma le persone che hanno partecipato a questo evento. A parte mia sono soddisfatto perché c'è tanta gente, soprattutto da fuori, come avevo detto all'inizio, e poi tutta la gente è contenta sia per la musica che per il buon cibo, quindi siamo soddisfatti. Chiaramente il caldo un pochettino ci sta stancando, però troviamo un rifugio sotto gli alberi. E dietro le sue spalle si continua ancora a preparare buon cibo? Ancora la festa è lunga, ancora fino a stasera noi saremo qui operativi. Abbiamo creato due punti di distribuzione proprio per evitare anche le file, quindi per cercare di gestire la manifestazione nel miglior modo possibile. Non resta altro che rinnovare l'appuntamento per la festa di primavera del prossimo anno. Che cercheremo di anticipare quando c'è un po' più di fresco. E poi invitare tutti a trascorrere l'estate qui a Castel di Lucio. Qui troverete sicuramente un punto di ristoro, quindi vi aspettiamo e vi aspettiamo numerosi.